Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. La Regione stanzierà 63 milioni di euro per gli interventi nei paesi costieri interessati dalla violenta mareggiata dei giorni scorsi, chiesto lo stato di calamità. Dopo 6 ore di riunione il presidente della Regione Mario Oliverio incassa il risultato, maggioranza compatta, si procederà ora con il rimpasto di giunta. Processo tesi confermate in appello 9 condanne per il crack della società informatica Cosentina. 9 autobus della ditta Perrone di Fagnano Castello sono stati dati alle fiamme. Sul rogo indagano i carabinieri. La solidarietà del governatore. Sit-in a Catanzaro dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che chiedono la stabilizzazione ed un futuro sereno. Successo pesantissimo della Regina sulla Casertana. Gli Amaranto tornano alla vittoria e risalgono in classifica. Perez ringrazia il Cosenza e pensa già all'Acragas. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo dei danni provocati dalla violenta mareggiata che ha colpito nei giorni scorsi il litorale tirrenico cosentino e catanzarese. Dopo i sopralluoghi della regione sono stati stanziati 63 milioni di euro ed è stato chiesto lo stato di calamità. Vediamo. Preoccupante e grave sono queste le parole utilizzate dai componenti della Commissione regionale dopo il sopralluogo effettuato nei paesi costieri del Catanzarese e del Cosentino interessati dalla violenta mareggiata di mercoledì scorso. Decise 2 modalità di intervento. La prima riguarda la questione sullo stato di calamità che abbiamo già chiesto, per cui dobbiamo, vista l'eccezionalità dell'evento, gestire la richiesta dei danni per poterla poi inoltrare attraverso la protezione civile al Ministero competente per richiedere ovviamente anche la copertura economica sulla eccezionalità degli eventi. Invece per parte regionale stiamo procedendo con la realizzazione degli interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera e sono in programma 63 milioni di opere. Peraltro nel comune di Bonifati, interessato ad esempio da un evento particolarmente grave, si stava già intervenendo e già da martedì è prevista la ripresa dei lavori considerando le condizioni climatiche che sono in questo momento particolarmente avverse. Saranno i comuni, attraverso apposite schede da inviare alla Regione, a quantificare i danni. La ricognizione è in corso. Le maggiori criticità riguardano le strade interne. I danni maggiori sono sulla viabilità comunale nei pressi dei lungomari, dove ci sono dei fenomeni di sifonamento che hanno prodotto l'interruzione della circolazione stradale su strade comunali che caratterizzano i lungomari dei centri. Le onde hanno spazzato via il lavoro e i sacrifici di pescatori e gestori di strutture ricettive, già pronti per la Pasqua, primo test per l'estate. Ora non resta che ricominciare da capo. La Calabria è fragile ma è anche forte. Parliamo adesso di politica perché ci sono state 6 ore di riunione, ma alla fine il presidente della regione Mario Oliverio ha incassato il risultato, maggioranza compatta. Si procederà adesso con il rimpasto di giunta. Sentiamo il nostro direttore Attilio Sabato. Spazzate via tutte le perplessità e i mugugli della vigilia, tutti con Oliverio, altro che distinguo, titubanze e critiche più o meno velate. I consiglieri riscoprono la compattezza, magari forzata e magari necessaria in questo momento, ma ciò che conta è il risultato. Già, il risultato. Il governatore l'ha portato a casa. Dopo una lunga chiacchierata durata più o meno 6 ore, la fumata bianca è arrivata sui punti chiave della discussione. Rimpasto di giunta, ancora tecnici e solo tecnici, e ricandidatura. Bene, anzi, benissimo, perché i consiglieri, in cambio della condivisione del percorso prospettato da Oliverio, ottengono un po' di cosette da mettere in saccoccia, non di poco conto. Conteranno di più, avranno deleghe importanti e aumenterà il loro peso nelle scelte che il governo regionale andrà ad assumere nei prossimi mesi, in virtù della costituzione di una cabina di regia. Non è poco perché si passa, almeno sulla carta, dallo zero attuale al tanto potenziale.
Questo si traduce nello stop alle polemiche del dopovoto e alle incomprensioni, chiamiamole così, che si sono verificate spesso in Consiglio regionale. Io sono molto soddisfatto, è stata una discussione franca, responsabile, matura, ma soprattutto proiettata sui problemi della regione, della Calabria. Noi abbiamo problemi aperti che sono riferiti ad alcuni assessori che non sono più nella loro funzione, abbiamo problemi che bisogna affrontare a partire anche dalle questioni di snellimento delle procedure, di snellimento e alleggerimento della macchina burocratica. Ci sarà il tempo di affrontare anche le elezioni e saranno affrontate meglio se appunto ci presenteremo con il programma dispiegato pienamente e portato a buon fine. La cronaca giudiziaria adesso, con il processo Tesi, confermate in appello le 9 condanne per il crack della società informatica cosentina. Vediamo. Pene ridotte in appello per i 9 imputati del processo Tesi. La Corte d'Appello di Catanzaro ha dunque disposto pene più leggere per gli amministratori della società informatica fallita nel 2007. Sono tutti accusati a vario titolo del reato di bancarotta. L'inchiesta, lo ricordiamo, riguarda i rapporti tra la società operante nel settore dell'informatica e la Fincalabra, la finanziaria della Regione Calabria. Tra gli imputati anche gli assessori comunali di Cosenza, Vigna e Spataro. Per entrambi il giudice della Corte d'Appello di Catanzaro ha attenuato le pene. Vigna è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. In primo grado il Tribunale di Cosenza gli aveva inflitto 2 anni e 8 mesi. Spataro è stato condannato invece a 2 anni e 4 mesi contro i 4 anni che gli erano stati inflitti in primo grado. Revocata per entrambi l'interdizione dai pubblici uffici. Nell'elenco figurava anche l'ex sindaco Salvatore Perugini, assolto già in primo grado per prescrizione. Il suo legale ha però presentato un ricorso in appello, ottenendo una soluzione nel merito, cioè per non aver commesso il fatto. La società Tesi, dichiarata fallita il 14 giugno del 2007, secondo l'accusa, avrebbe registrato significative perdite economiche a partire dal 2001 fino al 2002. Gli organi societari non ne avrebbero impedito il declino, nonostante la funzione di controllo sulle attività della società che, secondo la Procura, non sarebbe stata esercitata con la dovuta accortezza, portando poi alla bancarotta. Gli amministratori e i sindaci della società Tesi furono accusati di aver provocato passività per quasi 5 milioni di euro attraverso operazioni ritenute illecite. Nell'inchiesta, inoltre, si evidenziavano comportamenti ritenuti omissivi finalizzati all'ingresso del consorzio Click nella società, un passaggio che, sempre secondo l'accusa, serviva a veicolare i fondi europei del settore informatico verso Tesi. E a proposito della giudiziaria, c'è una notizia che arriva da Lamezia Terme, dove 5 ergastoli sono stati comminati ad altrettanti imputati. La sentenza è stata emessa dal GUP di Catanzaro Barbara Sacca al termine del processo con rito abbreviato per il duplice omicidio di Pasquale Izzo e Giovanni Molinaro, uccisi in un bar di Lamezia Terme il 6 dicembre del 2000. Al carcere a vita sono stati condannati i fratelli Giovanni, Aldo Notarianni, Antonio Vilella, Vincenzo Torcasio e Pasquale Gullo, indicati tutti come esponenti delle cosche Giampato, Torcasio e Cerra, oggi divise ma un tempo alleate. L'omicidio di Izzo e Molinaro, secondo la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sarebbe stato commesso per vendicare la morte di Giovanni Torcasio. L'obiettivo degli assassini, secondo la ricostruzione della DDA, era Pasquale Izzo. Giovanni Molinaro invece fu ucciso solo perché in quel momento si trovava nel bar accanto alla vittima designata. Adesso torniamo a parlare della vicenda bovini vaganti, perché il prefetto di Reggio Calabria, Nicola Di Bari, dice infranti i simboli dell''ndrangheta. Sentiamo. Lo Stato fa sentire il fiato sul collo alle organizzazioni criminali e quando si fa squadra e ci si muove nella stessa direzione all'insegna della legalità, della trasparenza e dell'interesse pubblico, i risultati non possono che essere soddisfacenti. Sono in sintesi le parole del prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, che parla di bilancio positivo in questa prima fase di controllo e prevenzione al fenomeno delle cosiddette vacche sacre. Viene meno un grande simbolo dell''ndrangheta, cioè che noi dobbiamo sfatare il mito che le mucche siano intoccabili. Il territorio è un territorio dello Stato e il territorio dello Stato va tenuto libero sempre. Questa è una grande scommessa, una grande sfida che
credo che i risultati ci stiano dando ragione. Un pericolo per l'incolumità pubblica, ma anche un modo per dire una volta per tutte che qui è lo Stato che comanda. I bovini vaganti nell'area della piana di Gioia Tauro e nella Locride, riconducibili ad esponenti dell''ndrangheta, sono sempre stati un problema atavico, ma che è arrivato il momento di risolvere una volta per tutte. È una simbologia che, al pari di ciò che abbiamo fatto col ministro Minniti a Polsi, va definitivamente abbattuta. Il controllo del territorio attraverso centinaia di animali vaganti deve chiudersi e i servizi che abbiamo approntato insieme alle forze di polizia, ai sindaci, l'ente parco, i magistrati che hanno condiviso in 2 riunioni di comitato provinciale ordine pubblico a Cittanova, denotano quanto la squadra Stato stia incidendo anche su questo fronte. Tutti insieme abbiamo creato un modello e un modulo applicativo che sta dando buoni risultati. Adesso vediamo le nostre 100 secondi di cronaca. 9 autobus della ditta Perrone di Fagnano Castello nel Cosentino sono stati dati alle fiamme. Tra Sant'Agata d'Esaro, Sanzosti e lo stesso Fagnano Castello sul rogo indagano i carabinieri. Per l'impresa i danni sono ingenti. Solidarietà e vicinanza da parte del presidente della regione Mario Oliverio agli amministratori dell'azienda. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa notte in mare al largo della costa ovest della Calabria in provincia di Cosenza. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non si registrano danni a persone o cose. Incidente questa mattina sulla 2 allo svincolo di Tarzia, dove un'autocisterna che trasportava liquami si è ribaltata, ferito l'autista. Sul posto polizia stradale, carabinieri, squadre dell'ANAS e vigili del fuoco, disagi al traffico, ma l'autostrada resta aperta. Sono stati arrestati nuovamente dai carabinieri Palmo e Giuseppe Vertinelli, fratelli imprenditori originari di Cutro, imputati nel processo di 'ndrangheta Emilia. Secondo il giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare, esiste il concreto rischio che gli imprenditori riprendano le attività economiche nell'interesse del sodalizio. I carabinieri di Rose nel Cosentino hanno denunciato per i reati di minacce e lesioni personali una quarantenne di nazionalità romena. La donna aveva minacciato con un coltello il compagno ferendolo al braccio destro. Necessario l'intervento dei sanitari. I militari hanno sequestrato il coltello. Lasciamo la cronaca e mentre la Regione fa sapere che per il nuovo ospedale di Vibo ad aprile partiranno i cantieri, per il nuovo ospedale di Cosenza c'è un nuovo capitolo della saga fra Oliverio e Occhiuto, con tanto di missiva che il governatore avrebbe scritto al primo cittadino dopo aver sollecitato più volte una risposta da parte di Occhiuto per la localizzazione definitiva del nuovo ospedale che si dovrà realizzare nella città dei Bruzzi. Gli incomprensibili rinvii della convocazione del Consiglio Comunale, scrive Oliverio, rischiano di far saltare l'attivazione delle risorse già destinate alla costruzione del nuovo ospedale previste nell'accordo di programma già sottoscritto con i ministeri competenti. Inutile a questo punto sottolineare, scrive ancora Oliverio, la gravità della situazione che si è determinata e il danno che si sta producendo per le popolazioni della città e dell'intera provincia di Cosenza. Cambiamo ancora argomento. Roberto Castagna riconfermato alla guida della UIL Cosenza. Vediamo. Roberto Castagna riconfermato segretario della UIL di Cosenza. L'elezione al termine del 17° congresso territoriale del sindacato che ha analizzato i problemi ancora irrisolti, ad iniziare dal precariato e dalla disoccupazione, che in provincia di Cosenza è più del doppio rispetto al dato nazionale. Per il sindacato dunque occorre responsabilità per invertire la rotta. I dati per noi sono veramente deludenti e drammatici. Non c'è riferimento in negativo con nessun'altra regione, non solo nel nostro paese. I nostri dati sono dati che ci collocano veramente in una graduatoria all'ultimo posto e non si intravede nemmeno la possibilità di modificarli, stante una politica, anzi una non politica sul piano regionale
e diciamo un'attenzione sul sud che guarda un po' tutto il sud, la Calabria molto di meno. Cambia lo scenario, ma non le emergenze del territorio, non solo i temi del lavoro, ma anche sanità, infrastrutture, ambiente. Ma qual è oggi il ruolo del sindacato? Noi dovremmo avere la capacità, come organizzazione sindacale, di avere un quadro chiaro, preciso, diciamo, di quello che è il mondo in divenire, delle loro problematiche, e quindi di sapere anche in qualche modo costruire intorno a noi un consenso, una partecipazione poi dei lavoratori in primis, ma anche dei cittadini, per lavorare, per cercare di trovare le soluzioni. E in questo senso, così come abbiamo fatto in questi 4 anni, come dire, incitare anche i governi con delle prospettive, con delle proposte, perché obiettivamente si possa andare verso delle soluzioni. Le nostre battaglie devono essere a 360 gradi, quindi sull'occupazione, sui rinnovi contrattuali, ma anche nel richiedere che ci sia una sanità che sia universale, quindi garantita effettivamente per tutti, e che ci sia effettivamente più attenzione anche verso i problemi ambientali e sociali del Paese e dei cittadini. Adesso spostiamoci nel Reggino, torniamo sul caso di Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, sentiamo proprio il primo cittadino ai nostri microfoni. Sulle dimissioni lampo, poi revocate, del sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è stato detto di tutto. 3 giorni, questo è il tempo della mini-crisi in cui avversari politici e lealisti si sono scontrati fino all'ultimo colpo. Gli oppositori hanno parlato di farsa e teatrino, qualcun altro l'ha definito una resa dei conti all'interno della maggioranza, visto il siluramento del vice sindaco PD Giuseppe Longo. Su questo e su altro Conia ha parlato ai nostri microfoni chiarendo alcuni passaggi. Tantissima gente l'ha fatta nell'assemblea, mi ha chiesto di andare avanti, i dirigenti convocati da me mi hanno detto di andare avanti, che si mettevano a disposizione di risolvere i problemi seri che ci sono dal punto di vista economico di questo comune. A quel punto io ho preso la decisione di revocare le mie dimissioni. Non c'è nessuna farsa come qualcuno sta creando, c'è un problema serio del quale mi sto assumendo la responsabilità, che è tecnico-economico di questo comune, e poi c'era un problema politico all'interno della maggioranza. È circolata una voce pubblica che io avrei cacciato il mio vice sindaco attraverso un messaggio WhatsApp. Non è assolutamente così. Io ho inviato un messaggio WhatsApp molto bello e delicato e di natura umana, perché col mio vice sindaco siamo amici da quando eravamo ragazzini, ma quello era un messaggio privato tra 2 amici. Naturalmente non è stato attraverso quel messaggio che l'ho cacciato. Queste sono la verità dei fatti che potrò dimostrare e che anzi probabilmente, se servirà, io spero di no, perché io spero che si plaghino le polemiche, le dimostrerò tutte queste verità. In ogni caso io da oggi, invece di rispondere a polemiche o attacchi, mi pongo il problema serio di continuare ad amministrare. Adesso ci spostiamo a Catanzaro per un sit-in dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che chiedono ancora una volta la stabilizzazione e un futuro sereno. Forse hanno scelto il giorno sbagliato per andare in regione. Gli LSU e delle più calabresi, a caccia di notizie sul proprio futuro, avevano il governatore a pochi metri di distanza, ma impegnatissimo nella riunione con i consiglieri di maggioranza. Per fortuna, tra tante porte chiuse, se ne è aperta una, quella di un dirigente che li ha ricevuti per affrontare con loro i soliti argomenti: stabilizzazione e indennità non percepite. Le risposte? Un nuovo appuntamento in agenda che si spera non sia interlocutorio. Siamo ormai allo stremo, non abbiamo più pazienza, non dormiamo, siamo purtroppo agitati, ansiosi, di tutto di più. E oggi ci hanno convocato perché ci avevano promesso che a metà mese ci avrebbero detto di che morte moriremo. Siamo arrivati al 22 marzo, purtroppo non abbiamo ancora fatti concreti, non ci hanno detto niente di concreto perché non è uscito il DPCM. Dice se non esce il DPCM non sarà possibile darvi certezze. Comunque lunedì è stato istituito un tavolo tecnico permanente proprio sulla questione della stabilizzazione LSU e LPU, e giusto lunedì dice il primo punto sarà quello vostro, dice, perché mentre tutti gli altri hanno un contratto e tranquillamente hanno il tempo di aspettare l'uscita di questo DPCM, voi siamo
non abbiamo niente, al momento non abbiamo niente. L'unica certezza che ci hanno dato è che giusto stamattina hanno firmato il decreto per il sussidio. Per questi 3 mesi almeno la Regione si è presa carico di darci il sussidio. Dovrebbero mandarla ai comuni dove eravamo, già dalla settimana prossima dovremmo avere, sono pochi soldi, ma cosa sono un aiuto, ci aiutano a pagare le bollette. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia per un'iniziativa che ha visto protagonisti, studenti e lo squadrone cacciatori. Vediamo. La fiction sulle reti nazionali che racconta lo straordinario lavoro portato avanti dai cacciatori di Calabria ha di certo alzato il livello di attenzione verso una struttura che rappresenta, senza ombra di dubbio, una eccellenza di cui essere orgogliosi. Quello che fino ai primi anni '80 fu l'aeroporto militare di Vibo Valentia, nel tempo, da quando si è trasformato nella sede dei nuclei operativi dell'Arma dei Carabinieri, ha accresciuto la sua importanza nella strategia di garantire la sicurezza della regione, divenendo oggi un punto di riferimento assoluto, anche perché da quasi un anno è sede del 14° battaglione dei Carabinieri. E, fatto davvero importante, si rafforza sempre più il legame con la popolazione che individua questa struttura quale baluardo di legalità. Valori che si rafforzano in occasioni come questa, quando un nutrito gruppo di studenti ha fatto visita alla struttura scoprendo, in presa diretta verrebbe da dire, la storia e l'operosità dei diversi reparti che qui hanno sede. Un'esperienza che ha affascinato i ragazzi e ha lasciato loro sensazioni ed impressioni uniche. È stato molto bello e devo dire che ha ispirato molto ad essere giusti e a comportarsi bene soprattutto. Comunque è stata un'esperienza molto emozionante perché comunque abbiamo scoperto un po' cosa vuol dire entrare nell'Arma dei Carabinieri e cosa si sente quando si entra a far parte dell'Arma. Inoltre molto importante è stata comunque la storia e anche l'illustrazione dell'aeroporto che ci faranno vedere. È bello venire a visitare la caserma per vedere, diciamo, l'altro lato, quello che non si vede, diciamo, quando la polizia e i carabinieri arrivano magari per soccorrere qualcuno, vedere, diciamo, la storia di come ad esempio il sergente, il generale è riuscito a diventare tale. È bello vedere anche l'elicottero da vicino, vedere come si fanno i soccorsi. È stata un'esperienza molto istruttiva e vorrei anche rifarla una volta. È stato molto bello. Le parti migliori sono state quelle dei cani e quel filmato che c'era prima. E anche l'elicottero è stato molto bello e distruttivo. Mi sono fatto il pensiero che i carabinieri sono delle persone buone e che aiutano tutti quanti. E si chiama Nome in Codice, Sira, missione Alarico, ed è un docufilm che viene proiettato in multischermo al Museo Multimediale di Cosenza. Ufficialmente si apre così il Museo Multimediale di Piazza Bilotti a Cosenza con il film immersivo Nome in Codice Sira, missione Alarico, un docufilm che racconta di un popolo alieno che si imbatte nella storia del tesoro di Alarico e, come se fosse in un'astronave, il pubblico viaggia fino a Cosenza, scoprendo infine il vero tesoro, la città stessa. L'azione si svolge su multischermo e trascina un po' lo spettatore da una parte all'altra di questi 1000 metri quadri. Sono 24 schermi gestiti da un sistema di supercalcolatori, possiamo così definirli. È il sistema Dataton Watchout che sincronizza tutti gli schermi e decide su quali schermi, in base a una programmazione, mandare i vari contenuti. Gli attori di questa innovativa produzione sono tutti cosentini, il film è solo la prima delle grandi opere in programma. Possiamo veramente dire di essere una delle sale multimediali attualmente più moderne perlomeno e anche grandi che ci sono in pianta stabile e abbiamo degli ottimi programmi, diciamo, saranno delle sorprese con delle mostre internazionali e non anticipo nulla perché è ancora troppo presto, che partiranno da settembre. E non è escluso che già da maggio ci sarà un colpo di scena con una mostra internazionale qui, digitale e multimediale. Soddisfatto il sindaco Mario Chiuto che vede nel museo multimediale e nelle rappresentazioni che vi si svolgeranno una grande occasione di promozione turistica e culturale. Ci consente di far avvicinare alla città in un modo diverso
più innovativo, quelle persone che magari non conoscono il passato, la storia, l'identità, la tradizione della nostra città, e qui invece attraverso questo film immersivo potranno recepirlo in modo più nuovo. Ed ora a Lamezia per il Wine Fest, la manifestazione che ha riscosso grande successo. Vediamo. Vino ma anche olio per la prima volta alla Lamezia Wine Fest, la sesta edizione della Kermesse, ospitata nei locali del chiostro del complesso monumentale San Domenico, ha riscosso grande successo di pubblico. Per la manifestazione infatti in tanti appassionati e non sono giunti da ogni parte della regione, ma anche da oltre i confini, facendo registrare un vero e proprio successo sia in termini di presenze che di contenuti della manifestazione, che ogni anno che passa si arricchisce di nuovi particolari. Ogni anno ci sono degli angoli di territorio, ci sono delle vigne nascoste che lavorano e producono un vino che noi poi assaggeremo nel corso dell'anno. E noi vogliamo sottolineare le nuove vigne, i nuovi viticoltori, che poi sono sempre e soprattutto giovani, che danno sempre la loro impronta al vino che producono, per cui la combinazione di quella vigna con l'interpretazione del giovane viticoltore tira fuori un prodotto originale, un prodotto unico che noi vogliamo far conoscere. Un mercato in crescita, quello enologico, i numeri sono più che confortanti e i giovani che si approcciano a queste realtà sono davvero in tanti. Vino, olio e territorio, i temi attorno a cui si è snodata la manifestazione, ideata da Pierluigi Fragale ed inserita nell'ambito del progetto Lamezia Summertime 2017, sezione Teatro Oltre, realizzato dal Comune di Lamezia Terme. 14 le cantine che hanno esposto e fatto degustare i propri vini, deliziando i palati più raffinati, e poi 2 serate di degustazioni, food, musica ed eventi che hanno fatto da contorno ad una manifestazione ben riuscita. Il vino piace sempre di più ai calabresi, che ne stanno finalmente apprezzando tutte le peculiarità, quindi non si alza più un calice solo ed esclusivamente per bere, ma si alza un calice per degustare questa meravigliosa bevanda, conoscendone a fondo 1000 aspetti, 1000 significati, e quindi apprezzandolo maggiormente nel suo essere. Ed ora lo sport, il punto del turno infrasettimanale del campionato di Serie C nel servizio di Gianluca Pasqua. C'è voluto il terzo tentativo di Bianchimano per decidere il match tra Regina e Casertana, un bolide su calcio di punizione che ha bucato la barriera e le mani di Forte. Il 2-1 in una partita tirata, equilibrata e importante per le due formazioni, che gli Amaranto potevano sbloccare proprio con il bomber promesso da Perugia, lanciato a rete ma impreciso sul diagonale per questioni di centimetri. Poi la bella girata di testa di Laezza e il pallone che viene respinto da Finizio, ma per la terna arbitrale dopo aver superato la linea di porta. Un gol pesante pareggiato nel finale di primo tempo dal guizzo di De Vena al termine di un'azione viziata da un fallo a centrocampo. Nella ripresa l'altro tentativo di Bianchimano parato da Forte, la punizione già descritta e il possibile 3-1 divorato da Pasqualoni. Il successo vale un balzo in classifica atteso da tempo. Laezza dedica la vittoria al compagno Castiglia. Vogliamo dedicare la vittoria al nostro capitano Ivan Castiglia, che ha avuto purtroppo un infortunio grave, quindi dedichiamo tutta la squadra alla vittoria a lui. Dalla dedica di Laezza a quella di Perez, l'attaccante del Cosenza decide la gara al purificato di fondi. Il suo gol di rapina, il primo in campionato, mette le cose a posto dopo un primo tempo caratterizzato dalle occasioni sprecate dai lupi, la più nitida quella capitata a Mungo, un gol regolare annullato a Ramos e il rigore battuto da Lazzari e parato da Umberto Saracco. Dopo il vantaggio, la sofferenza, ancora tantissime palle gol buttate al vento e il ringraziamento ai compagni di squadra e società da parte del bomber ex Ascoli. Gol per tutta la squadra, perché quando arrivi a gennaio qui mi hanno accolto benissimo, la società ha investito su di me, un gruppo mi ha fatto sentire come se fossi a casa, però tante aspettative magari quando si cambia a gennaio si fa fatica a ripagarle subito, perché dopo quello che ho passato per 6 mesi all'Ascoli fai fatica, se non parti subito forte segnando subito si fa fatica, però il loro appoggio non me l'hanno mai fatto mancare, sia allenatore, ripeto, società, tutti quanti. La fiducia è sempre altissima e sono contento di averli pagati con questo gol importante che regala la vittoria in un momento dove noi stavamo raccogliendo molto poco rispetto a quello che producevamo, insomma. Ed ora vediamo il meteo.
Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. La risalita altapressoria, con massimi centrati tra Spagna e Gran Bretagna, è stata la principale responsabile del richiamo d'aria fredda sulla penisola italiana di questi giorni. Nelle prossime ore tale blocco cederà parzialmente sul suo bordo orientale, favorendo l'ingresso, in sede mediterranea, di masse d'aria meno fredde ma più umide rispetto a quelle attuali. Diamo uno sguardo alle previsioni per la Calabria per le prossime ore. Sabato, soprattutto in mattinata, i cieli si manterranno irregolarmente nuvolosi o nuvolosi con precipitazioni a macchia di leopardo e comunque di debole intensità su Catanzarese, Crotonese, Basso Tirreno Cosentino e zone interne, Tirreno Vibonese, Tirreno Reggino e zone montuose. La neve sui monti calabresi non cadrà a quote inferiori ai 1000 metri circa su Pollino e dai 1100 circa sui restanti rilievi. Dal pomeriggio si assisterà ad un vistoso miglioramento delle condizioni meteo un po' ovunque. Diamo ora uno sguardo invece al comportamento dei mari e dei venti. Sabato su Tirreno i venti saranno deboli da ovest-nord-ovest con mari poco mossi o mossi. Sullo Ionio avremo venti deboli da sud-sud-est con mari poco mossi. Bene, prima di salutarci vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/Meteo in Calabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.